Attacco frontale alla Lega Nord. Gli indipendentisti respingono l'esercito del Sole delle Alpi. La battaglia adesso si sposta in Laguna. Il messaggio è forte e chiaro: giù le mani da San Marco, dove il 25 aprile si celebra la festa del popolo veneto e dove il Carroccio annuncia una partecipazione in massa. La Lega Nord forse si intromette adesso, si è sempre intromessa, però non c'entra niente con la storia di Venezia, se non ha strumentalizzato il Leone di San Marco. Comunque coglie tutte le occasioni per rifarsi e per ritornare un partito che conta nella storia italiana. La serenissima processione di San Marco si celebra da 5 anni. I venetisti partecipano da 3, ma i leghisti sarebbero un'assoluta novità. Ufficialmente non si sono mai visti, quest'anno sarebbe la prima volta. A parlare è il presidente del governo veneto, che si autodefinisce Il Daniele Manin attuale. La Lega Nord è accusata di voler salire sul carro degli indipendentisti. Per questo il premier veneto la tiene lontana. E non è l'unico. Il sostegno alla solidarietà va benissimo e ben accetto da tutti, però la strumentalizzazione politica di una festa nazionale come il 25 aprile, questo no. Eppure, non curante delle critiche, il Carroccio non si ferma. Il segretario federale Matteo Salvini continua a chiedere la liberazione degli indipendentisti arrestati e lancia un ultimatum. Se non libereranno subito queste 24 persone, andiamo noi in quelle galere e vogliamo noi entrare in quelle galere. Anche il governatore veneto Luca Zaia mette il sale sulla ferita, pretendendo che su ogni ufficio statale sia issata la bandiera col leone alato. Il fatto che poi mi si dica che non è previsto dalle norme, che ci sono protocolli particolari, io dico che per me, per noi è carta straccia. Siete in Veneto, bisogna che la bandiera della nostra terra sia esposta dappertutto. Come se non bastasse, ora la questione si sposta sul piano diplomatico. Il premier veneto ha scritto una lettera al collega italiano Matteo Renzi. Al presidente Matteo Renzi, il governo veneto chiede il riconoscimento dello status di prigioniero di guerra di Luigi Faccia e la sua remissione alle autorità competenti della Repubblica Veneta. Insomma, i rapporti con l'Italia si inaspriscono. Il Veneto si dichiara nazione occupata. L'Italia deve prendere atto che noi siamo una nazione occupata. Se non vi restituiscono il prigioniero? Sarà difficile che ce lo restituiscano perché l'Italia si comporta con prepotenza. Saranno delle ripercussioni? Beh, le ripercussioni sono politiche. Un po' come il caso dei Marò, diciamo. Esatto, anche sul caso dei Marò si può dire che il caso Faccia sia proprio parallelo a quello dei Marò.